L'informazione di diffusione europea, oggi a nord-est. Ben ritrovati dalla redazione. Si chiude con una condanna il caso della pistola rinvenuta a Trieste alla vigilia della visita di Papa Francesco. Il tribunale ha inflitto 2 anni e 4 mesi ad Hasan Uzun, cittadino turco di 46 anni, riconosciuto colpevole di porto abusivo di arma. L'uomo aveva lasciato un trolley con una pistola e munizioni nel bar della stazione ferroviaria, facendo scattare l'allarme sicurezza nelle ore immediatamente precedenti all'arrivo del pontefice. Dopo l'arresto nei Paesi Bassi e l'estradizione in Italia, Uzun è stato processato e condannato. L'episodio aveva sollevato timori legati alla sicurezza dell'evento, pur senza configurare un piano di attentato. La vicenda si conclude ora sul piano giudiziario, confermando la gravità del gesto ma escludendo scenari più ampi. Entra in funzione a Trieste il nuovo centro di raccolta rifiuti di Giarizzole, destinato a servire circa 40.000 cittadini nella zona sud-est della città. La struttura è realizzata con un investimento di circa 1,8 milioni di euro, anche grazie ai fondi PNRR, punta a migliorare la gestione dei rifiuti urbani e a incentivare la raccolta differenziata. Tra le novità principali, l'organizzazione separata dei percorsi per utenti e mezzi operativi, pensata per aumentare sicurezza ed efficienza. Nel centro sarà possibile conferire materiali ingombranti, elettrodomestici, metalli e rifiuti particolari, con l'obiettivo di rendere più semplice e accessibile il corretto smaltimento. 12 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati rinvenuti durante i lavori di dragaggio nel porticciolo di Barcola a Trieste. Le bombe rimaste per decenni sul fondale e coperte da sedimenti e rifiuti sono state recuperate e messe in sicurezza dagli artificieri con il supporto delle forze dell'ordine e della Capitaneria di Porto. Il ritrovamento ha fatto scattare le procedure di bonifica dell'area, mentre la Regione sta valutando ulteriori fondi per completare le operazioni e garantire la sicurezza dello specchio acqueo. Nel frattempo si studiano soluzioni alternative per assicurare l'ormeggio delle imbarcazioni in vista della stagione primaverile. Quasi 11 milioni di euro destinati alla viabilità in Friuli Venezia Giulia, con attenzione particolare alla sicurezza stradale. Le risorse, pari a circa 10,9 milioni, sono state distribuite a 59 comuni per interventi di manutenzione della rete locale, tra cui il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e il miglioramento della pavimentazione. L'obiettivo sottolineato dall'assessore regionale all'infrastruttura è rafforzare la collaborazione con gli enti locali, intervenire in modo capillare su tutto il territorio, un piano che punta a rendere più sicura ed efficace la circolazione sia sulle strade comunali sia su quelle di competenza regionale. Prosegue il piano di investimenti della Regione Friuli Venezia Giulia sulle infrastrutture, con interventi programmati su più fronti della Nel triennio 2026-2028 sono previsti stanziamenti rilevanti per la manutenzione e la messa in sicurezza della rete stradale, inclusi ponti, gallerie e opere di protezione. Tra le principali voci, oltre 47 milioni per la sicurezza dei ponti e ulteriori risorse destinate alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione della rete viaria nei diversi territori regionali. Un programma che mira a migliorare l'efficienza delle infrastrutture e a garantire standard più elevati di sicurezza per cittadini e mobilità. Uno sguardo in chiusura alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Sulla nostra regione fino al primo mattino precipitazioni abbondanti, neve in montagna oltre i 500 metri e temporaneamente anche sul Carso oltre i 300 metri circa, venti forti da nord o nord-est. In giornata precipitazioni cesseranno, ma il cielo rimarrà coperto e le temperature basse. In quota ancora vento forte e freddo che determinerà condizioni proibitive oltre i 1500 metri, possibili ulteriori raffiche anche in pianura. Per quanto riguarda le temperature, in pianura minime fra 3 e 5, così come sulla costa, le massime ovunque fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione. L'informazione di diffusione europea.
Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati a un aggiornamento con il nostro TG. Cambia tutto in Italia, sta arrivando l'inverno, anzi torna l'inverno. Difatti, come notiamo da questa immagine satellitare, il fronte freddo che attualmente interessa la Francia e la Germania è seguito da aria molto fredda direttamente dalla Groenlandia e dall'Islanda, attualmente interessa le isole britanniche. Questa mattina 3-4 gradi anche a Liverpool, Manchester con vento forte. Nelle prossime ore è atteso sull'Europa centrale e questa notte valicherà l'area alpina formando un minimo di bassa pressione proprio sull'Alto Tirreno, poco a largo della costa veneta e romagnola, con raffiche attese anche fino a 100 km/h proprio sull'Alto Adriatico. Poi domani inizierà a traslare verso il Medio Adriatico e i Balcani. Sarà una giornata di giovedì con piogge temporali e bufere di neve lungo l'Appennino. Intanto questa notte sarà la volta del nord-est, sono attese durante la nottata piogge e rovesci anche intensi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, nevicate a quote collinari e poi guardate la giornata di domani, mattinata e pomeriggio, con fenomeni che guadagneranno strada verso le regioni centrali, il Basso Tirreno e poi domani sera sarà la volta anche della Basilicata, della Puglia e della Sicilia. Insomma, ce n'è un po' per tutti, solo l'angolo più nord-occidentale sarà saltato con una situazione generalmente stabile ma di clima ventoso. Andiamo proprio al focus della neve, sarà la neve protagonista di questo giovedì come se fossimo a gennaio, con nevicate sulle Alpi più settentrionali per quanto riguarda il nord-ovest e poi le nevicate questa notte attese sulle Alpi di nord-est anche fino a quote collinari 400-500 metri di quota sulle Dolomiti Venete, tutta la fascia prealpina, poi andando anche verso il Friuli Venezia Giulia, ma osservate la Romagna che domani mattina vedrà dei rovesci di neve prossimi alla costa, parliamo di Ravennate, Riminese, poi scendendo verso le Marche. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui sarà una giornata di giovedì all'insegna della Dama Bianca con bufere di neve dall'Appennino romagnolo fino all'Appennino molisano, accumuli anche superiori al mezzo metro di neve, oltre i 1200 metri di quota su Appennino umbro-marchigiano e abruzzese, ma sulle Marche la neve potrebbe spingersi anche fino a prossimità della costa durante i rovesci più intensi. Per quanto riguarda invece la Toscana e il Lazio, qualche fiocco di neve a quote basse, ma solo sull'entroterra, la costa sarà praticamente quasi saltata. E poi le regioni del sud, anche qui arriverà la neve domani sera fino a 700-800 metri di quota, possiamo notare i colori verdi e gialli a disegnare tutto l'Appennino meridionale, anche i rilievi della Sicilia, nevicate attese fino a 700-800 metri di quota, neve attesa anche in Basilicata, per esempio a Potenza, e poi venerdì mattina anche Gargano e a tratti le Murge. Quindi insomma da nord a sud tutta l'Italia vedrà neve a quote molto basse e tutto è dovuto all'aria fredda che giungerà direttamente, come abbiamo visto, dal nord Atlantico, anzi addirittura dalla Groenlandia, con un netto calo delle temperature su tutta l'Europa centrale, anche il Mediterraneo, dell'ordine di 8-9 gradi rispetto alle medie. E andiamo quindi a vedere la situazione dal punto di vista termico con questo riquadro che ci riassume un po' la giornata di giovedì. Temperature abbondantemente sotto la media al centro-nord e Sardegna, ancora in media solo l'estremo sud, ma cambia tutto venerdì perché anche qui arriverà l'aria fredda con temperature minime ovunque a una cifra, rischiamo locali gelate in aperta pianura al nord e sulle vallate interne del centro. Per quanto riguarda invece venerdì pomeriggio notiamo il sottomedia anche sulle regioni meridionali, farà veramente freddo sull'Italia ovviamente per essere fine marzo, con le massime che a fatica raggiungeranno i 12-13 gradi da nord a sud. Anche il vento sarà protagonista. Attenzione, questa notte arriva il maestrale, venti forti sulla Corsica e la Sardegna, ma si formerà un profondo minimo di bassa pressione, dicevamo anche sull'Alto Adriatico, con raffiche a largo anche superiori ai 100 km/h. Mareggiate sulle coste esposte, delta del Po, poi anche la costa romagnola e marchigiana nella mattinata di domani. Notiamo poi come nel corso di giovedì il maestrale irromperà anche al sud con venti impetuosi fino a 100 km/h. Insomma, una fase invernale che proseguirà fino a sabato, perché anche venerdì sul Medio Adriatico al sud ci saranno ancora precipitazioni nevose a quote collinari. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo oppure visitate
tutti gli articoli sul nostro sito web. Paese io non posso spiegare, far quello che vuoi, ormai sei tanto brocco che non posso insegnarti niente. Quindi stando ai grandi allenatori, visto che sei un famoso tifoso juventino, ti piace la Juve di Sarri? No. Perfetto, risposta sintetica. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo alla presentazione del libro. Buonasera dal TG. Nell'albergo Istria di Pola si è tenuta la cerimonia solenne del Fondo per lo Sport della Regione Istriana, che ha riunito numerosi ospiti del mondo sportivo e pubblico provenienti da tutta l'Istria. Il Fondo per lo Sport della Regione Istriana, primo nel suo genere in Croazia e promosso dal presidente della regione Boris Miletić, garantisce risorse finanziarie per la formazione degli allenatori, le borse di studio per gli atleti di alto livello e lo sviluppo delle infrastrutture sportive. Il presidente della regione ha sottolineato che finora, attraverso il Fondo per lo Sport, sono stati completamente formati 382 allenatori e allenatrici. Nel sistema sportivo regionale operano infatti circa 34.000 atleti registrati in circa 600 club e circa 1.200 allenatori. Miletić ha annunciato che la regione continuerà a investire nello sport, includendo il finanziamento degli allenatori e l'acquisto di veicoli per le esigenze delle federazioni sportive. Per TV Nova ha inoltre annunciato alcune novità che caratterizzano il lavoro del fondo nel 2026. Da quest'anno abbiamo previsto alcune novità che riguardano il finanziamento degli stipendi di 7 allenatori. Sappiamo che gli allenatori sono i pilastri dei club sportivi e allo stesso tempo avvieremo, in collaborazione con il Comitato Olimpico Croato, l'acquisto di un veicolo furgonato, perché sappiamo che una delle principali sfide per tutte le società sportive è il trasporto dei bambini e degli atleti. Queste sono quindi alcune delle novità per il 2026 e l'importanza dello sport credo è ben nota a tutti coloro che operano nella comunità e nelle attività sociali. È fondamentale sia per lo sviluppo dei bambini sia per la salute psicofisica dei cittadini. Dopo aver detenuto il titolo europeo dello sport, continuiamo quindi a investire nello sport della regione istriana. Il presidente dell'Unione Sportiva della regione istriana, Mladen Pavicevic, ha evidenziato che negli ultimi 4 anni attraverso il Fondo per lo Sport sono stati investiti oltre 500.000 euro nella formazione degli allenatori, mentre il bilancio complessivo dell'Unione Sportiva è stato significativamente aumentato. Ciò che ritengo molto significativo è che ogni anno aumentano i fondi provenienti dal bilancio regionale. La regione riconosce da tempo l'importanza dello sport non come semplice hobby, ma come una necessità. Ciò che desidero sottolineare in particolare è che nello sport prima di tutto si educano i giovani e i bambini, sono gli allenatori e le allenatrici a formarli, a creare atleti di qualità, ma ancora più importante, persone migliori. Questo è ciò che la regione istriana riconosce e sostiene attraverso la nostra unione sportiva mediante i programmi che proponiamo, organizziamo e realizziamo. Il programma all'Albergo Istria ha incluso anche 2 conferenze. La prima sull'alimentazione degli sportivi è stata tenuta da Jovanka Katic dell'Istituto Formativo di Sanità Pubblica della Regione Istriana, mentre sull'importanza dell'attività fisica per lo sviluppo dei bambini ha parlato Stanislav Peharec. Dalla ricerca storica all'arte contemporanea, a Pola un laboratorio creativo unisce ceramica e scultura in un progetto internazionale per il turismo sostenibile. Vediamo i dettagli. Nella Galleria Nuovo di Pola si è tenuta una tavola rotonda dedicata a ceramica e scultura analizzata attraverso la prospettiva della scienza, dell'arte e dell'artigianato artistico. L'incontro rientra nel laboratorio creativo vivente di ceramica e scultura, parte del progetto Socrat, un'iniziativa che mette in rete arte contemporanea e artigianato tradizionale per promuovere un turismo sostenibile tra Italia e Croazia. A discutere della ceramica e della scultura, con un focus sulla contestualizzazione storica e sul legame tra oggetti
d'uso antichi e approcci artistici contemporanei sono state le consulenti museali del Museo Archeologico dell'Istria, Tatiana Bradara e Alka Starac, insieme all'artista italiano Michele Giangrande e al croato Rino Banco. Starac ha illustrato i motivi decorativi presenti sui monumenti antichi dell'Istria, mentre gli artisti Giangrande e Banco hanno presentato le loro opere realizzate all'interno del progetto. Possiamo dire che i motivi decorativi sono presenti in tutti gli aspetti della vita quotidiana dell'antica Roma e su tutte le tipologie di reperti materiali che gli archeologi riportano alla luce. Questi motivi possono essere incisi così che tramite la collatura in uno stampo si ottenga l'impronta. Possono anche essere geometrici, mentre sugli anelli compaiono particolarmente spesso motivi figurativi. Per questo progetto utilizzerò queste piccole sculture che rappresentano dei timbri. Alla base di ogni scultura vi è incisa una lettera dell'alfabeto. Ognuno di questi elementi rappresenta un soggetto la cui iniziale è la lettera dell'alfabeto che troviamo alla sua base. Per esempio, il primo elemento in alto a sinistra è un albero di ulivo, quindi la lettera che è posta alla sua base è la lettera A, e così via. Queste sono sculture che ho realizzato manualmente frequentando dei pastori. Realizzerò 2 tipologie di opera. La prima sarà una performance attraverso il coinvolgimento del pubblico, che per me è un dettaglio importantissimo, fondamentale. Andremo a realizzare dei veri pani sui quali verranno incise, grazie a quegli stampi che abbiamo visto prima, delle parole. Ognuno sceglierà una parola e insieme la incideremo sul pane. Poi tutti insieme cuoceremo il pane. Dopo aver cotto il pane, tutti insieme faremo questa performance. L'opera verrà mangiata dagli stessi autori e quindi colui che crea distrugge in un ciclo perenne. E quindi, venendo meno l'oggetto contemporaneo di opera d'arte che è intoccabile. Il laboratorio creativo vivente di ceramica e scultura è il terzo laboratorio del progetto Socrat, che si è svolto dal 10 al 20 marzo in diverse località dell'Istria, ad Albona, Pola, Rovigno e Dignano, organizzato dall'Università Popolare Aperta di Albona. Secondo l'assessore Torbiza, con questa tavola rotonda sono stati raggiunti 3 degli obiettivi previsti dal progetto Socrat, che punta a connettere ricerca, arte e artigianato per promuovere un turismo sostenibile e consapevole. Il progetto Socrat ha in un certo modo messo nel focus 3 idee. L'idea che c'è da parlare della tradizione, vedere cosa si può fare con la modernità, l'idea che abbiamo dei artisti molto complessi di tutte le 2 parti dell'Adriatico, e della parte istriana, croata, e della parte italiana. E la terza idea, forse l'idea più forte, più principale, è quella come lavorare, come essere originali con quello che era e fare in un certo modo produttivo per fare dei prodotti che sono interessanti anche per il pubblico d'oggi. Io credo che il progetto Socrat è differente di tutto quello che abbiamo lavorato, che abbiamo proposto al nostro pubblico fino adesso, e credo che abbiamo fatto un passo diverso. Forse è meglio di tutto dire abbiamo fatto un passo diverso. La fase conclusiva del progetto sarà a luglio, con una grande mostra finale che presenterà i lavori dei 3 laboratori creativi, un'occasione unica per ammirare l'incontro tra tradizione, innovazione e creatività artistica. Notizie flash. La comunità degli italiani di Buia organizza l'evento Melodie del passato, una serata di romanze d'amore, con la soprano Giselle Ahmadi e Andrea Furlan al pianoforte. L'appuntamento è venerdì 27 marzo alle ore 19. L'ingresso è libero. La comunità degli italiani di Levade Gradigna organizza la passeggiata in natura Le Gras Tour sabato 18 aprile con partenza da Santa Lucia alle 12:30.
L'itinerario prosegue verso il deserto istriano per poi arrivare alla chiesa di Santa Maria della Neve, dove è previsto il pranzo per i partecipanti. La camminata continua verso San Giovanni per poi tornare al punto di partenza. Il numero dei partecipanti è limitato. A Pola si è svolto l'incontro culturale organizzato dall'Associazione degli Albanesi della Regione Istriana, intitolato La poesia come ponte di collaborazione tra le minoranze della città di Pola e della Regione Istriana. Il programma ha celebrato la poesia come linguaggio universale, capace di unire persone di ogni provenienza. L'evento è stato organizzato dal Consiglio della minoranza nazionale albanese della città di Pola e dell'Associazione degli Albanesi della Regione Istriana, con l'obiettivo di rafforzare la reciproca comprensione, la collaborazione e lo scambio culturale tra le diverse minoranze presenti sul territorio. Quest'oggi ci troviamo nella sede della comunità nazionale albanese presso la città di Pola, dove abbiamo appena trascorso 2 ore piacevoli tra amici, festeggiando all'insegna della poesia. La giornata di ieri è stata dedicata interamente alla poesia, perché è stata appunto la giornata mondiale della poesia e la città di Pola come tale si è inclusa sulla scia di tutta una serie di altre città che hanno festeggiato la poesia ieri, quando abbiamo concretamente nella nostra città, quando abbiamo dato voce alla poesia a bordo degli autobus della municipalità Pula Promet. L'incontro di quest'oggi arricchisce ulteriormente e si ricollega appunto al programma di ieri, mettendo in evidenza la diversità e la diversità nell'unione, nella comunione tra tutte le nostre minoranze nazionali, o tra una buona parte delle minoranze nazionali che operano e che esistono e che si esprimono culturalmente sul territorio della città di Pola. Il messaggio è dunque quello che siamo destinati, e ben venga così appunto, a dipendere, a collaborare gli uni con gli altri, le istituzioni che devono essere qui ovviamente per i cittadini, e i cittadini che con le loro idee che invitiamo appunto a rivolgersi alle istituzioni, che daranno sempre una mano per supportare, per realizzare le loro intenzioni. A tutti auguro ancora una volta una bellissima giornata mondiale della poesia e un piacevole inizio di primavera all'insegno delle emozioni. Durante l'incontro Selim Mulici, presidente della comunità degli albanesi della regione istriana, ha letto anche delle sue poesie, sottolineando l'importanza di questo tipo di iniziative per consolidare il dialogo tra le comunità. Il signor Mulici, che rappresenta la società albanese della città di Pola e non solo, ma anche della regione istriana, è veramente un uomo che attraverso la poesia, attraverso l'amore della poesia, collabora con tutte le minoranze nazionali, porta avanti questa collaborazione, questo ponte di collaborazione tra le minoranze nazionali della regione istriana, e sono veramente fiera che questo è il messaggio che noi mandiamo dalla nostra Istria multiculturale. Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del dialogo culturale e della collaborazione tra le minoranze della città di Pola e della regione istriana, con il messaggio che le diversità arricchiscono le società e ne favoriscono apertura e coesione. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.
Dal giorno in cui sono nata, ha sempre avuto cura di me. Mi ha sostenuto e dato le risposte che cercavo nei diversi passaggi della mia vita. Mi ha fatto capire che ho bisogno di controlli e attenzioni speciali e che la mia salute di donna dipende anche da me. Il Servizio Sanitario Nazionale è vicino ad ogni donna con specialisti e screening gratuiti. Chiedi al tuo medico e informati su www.salute.gov.it. Il capo dell'agenzia ONU per i rifugiati Barham Salih a Europe Today avverte: la guerra in Medio Oriente ha creato una sfida umanitaria terribile. La Banca Centrale Europea dispone di diverse opzioni per affrontare la crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, ha affermato la presidente Christine Lagarde. La guerra contro l'Iran è illegale e un disastro. Sono queste le parole del premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha riferito mercoledì al Congresso sulla posizione di Madrid nel conflitto in Medio Oriente. Si tratta di uno scenario peggiore di quello in Iraq, ha attaccato il premier. Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. La tensione tra Spagna e Stati Uniti era già alta. All'inizio del conflitto il governo socialista di Madrid aveva rifiutato a Washington l'uso delle basi militari in Andalusia per le operazioni militari in Iran. La mossa aveva scatenato l'ira della Casa Bianca. Ora Sánchez è tornato ad attaccare Trump. Non ha una strategia, ha detto il premier, che ha definito il conflitto un errore immenso. L'Iran ha lanciato una nuova serie di attacchi in tutto il Medio Oriente a poche ore dall'annuncio di Trump di una trattativa in corso con Teheran, sostenendo addirittura che la Repubblica Islamica gli avesse inviato un regalo. Washington starebbe comunicando con l'Iran tramite la mediazione del Pakistan, notizia non confermata dai funzionari iraniani. That's only because I know you. You've said that before. But if I didn't know you, I'd probably have more trust. But why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. Intanto l'ex comandante della Guardia Rivoluzionaria Mohammed Bagher Zolgandr è stato nominato nuovo segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale in sostituzione di Ali Larijani, rimasto ucciso in un recente attacco aereo. A Teheran alcuni filmati della Mezzaluna Rossa mostrano dei sopravvissuti che vengono estratti dalle macerie di edifici residenziali in seguito ai recenti attacchi sulla città da parte di USA e Israele. I missili iraniani hanno colpito invece a Israele le basi che ospitano il personale militare statunitense in Kuwait, Bahrain e Giordania. Tel Aviv sta proseguendo le proprie operazioni militari sul territorio libanese nell'ambito della sua campagna contro il gruppo Hezbollah. Israele ha dichiarato che le sue forze armate assumeranno il controllo del sud del Libano. Intanto Beirut ha dichiarato l'inviato diplomatico iraniano persona non gradita, concedendogli 5 giorni per lasciare il paese. La guerra in Iran sta causando un impatto profondo sui civili in Medio Oriente, lo ha dichiarato a Euronews l'ex presidente iracheno Barham Salih, ora capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. 1 milione di persone sono già state sfollate in Libano e in Iran i civili colpiti dalla guerra sono tra i 600.000 e il milione. This region needs peace. This conflict cannot go on like this, destabilizing and impacting human lives across the region, and I hope that we need a durable and just peace that will not put us in a place where 6 months from now or a year from now we will have another recurrence of this type of things. This region cannot afford these cycles of violence. La crisi umanitaria nella regione si fa sempre più profonda mentre il conflitto non sembra avvicinarsi a una tregua. Forse uno spiraglio potrebbe aprirsi con l'offerta avanzata dal Pakistan di ospitare i colloqui di pace tra Iran, Stati Uniti e Israele. Donald Trump ha affermato di aver inviato a Teheran un piano di cessate il fuoco in 15 punti attraverso i mediatori di Islamabad. Intanto però Teheran nega l'esistenza di trattative con Washington.
Mercoledì la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha affermato che la BCE dispone di diverse opzioni per affrontare la crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. Lagarde ha sottolineato che la BCE è ben posizionata per affrontare le turbolenze, con l'inflazione attualmente vicina al suo obiettivo del 2% e l'economia dell'Eurozona su basi solide. We have a strategy that is built for a world of higher uncertainty, with risks and scenarios at its core. We have a graduated set of options for responding, and we are starting from a better place should we need to act. And we will not act before we have sufficient information on the size and persistence of the shock and its propagation. Nell'ultima riunione della scorsa settimana la BCE ha mantenuto i tassi di interesse invariati come previsto, mettendo però in guardia da un aumento dell'inflazione e da una crescita più bassa a causa della guerra. Tuttavia, gli analisti si aspettano ora che la Banca Centrale aumenti i tassi di interesse già dal mese prossimo per frenare un probabile aumento dei prezzi al consumo. L'aumento dei costi globali del petrolio e del gas ha portato a un immediato aumento dei prezzi della benzina nell'Eurozona, riportando alla memoria lo shock energetico che seguì l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. I risultati delle elezioni legislative danesi non hanno prodotto una maggioranza assoluta. Il futuro del paese si apre ora all'incertezza, lasciando ai moderati il potere di spostare gli equilibri in Parlamento. La premier uscente Mette Frederiksen si è detta pronta ad assumere un terzo incarico dopo che il suo partito ha prodotto il risultato peggiore da inizio Novecento. I socialdemocratici ottengono 84 seggi sui 179 totali, al di sotto dei 90 necessari per la maggioranza assoluta. I partiti di destra ed estrema destra si fermano invece a 77 seggi. Sono ora i moderati con i loro 14 seggi i veri kingmaker di questa tornata elettorale. Il ministro della difesa, principale sfidante della premier, ha chiarito che il suo partito liberale non intende rientrare nel governo con i socialdemocratici. Frederiksen aveva convocato queste elezioni con la speranza di capitalizzare quello che credeva essere un aumento del consenso guadagnato dopo le tensioni sulla Groenlandia. Un tribunale degli Stati Uniti ha inflitto a Meta una sanzione di 317 milioni di euro dopo aver stabilito che la piattaforma ha consapevolmente danneggiato la salute mentale dei minori e nascosto informazioni relative allo sfruttamento sessuale degli stessi. Nella loro decisione, emessa martedì, i giudici hanno stabilito che Meta ha adottato pratiche commerciali riprovevoli che hanno approfittato in modo scorretto delle vulnerabilità e dell'inesperienza dei minori. Meta knew not only what was going to happen, but it saw what was happening unfold in real time. In every one of the documents that we've gone through, Meta saw what was happening to kids, whether it was Molly Russell, whether it was kids in New Mexico, subject to sextortion or CSAM, all of that is harm that Meta documented internally. I giudici hanno inoltre riscontrato migliaia di violazioni dell'Unfair Practices Act dello Stato, una legge del ha presentato la gerarchia come realtà nata dalla carità di Cristo per compiere, diffondere e garantire la trasmissione intatta e feconda del tesoro di fede, di esempi, di precetti, di carismi lasciato da Cristo alla sua Chiesa. Care sorelle, cari fratelli, preghiamo il Signore affinché mandi alla sua Chiesa ministri che siano ardenti di carità evangelica, dediti al bene di tutti i battezzati e coraggiosi missionari in ogni parte del mondo.
Nella normalità e nella quotidianità delle nostre giornate, Dio irrompe e ci stupisce sempre. Così è quest'oggi in modo particolare, il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa celebra e fa memoria dell'annunciazione del Signore. Iniziamo allora questo momento preparando anche il nostro cuore e la nostra mente ad accogliere un annuncio, una notizia che ci sorprenderà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ascoltiamo il Vangelo di questa giornata. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, ad una vergine